Marotta. Ma a me spiace confermare che questo è l'ennesima dimostrazione che questo governo va a spot e si parla secondo me invece di razzismo e di xenofobia. Ci siamo in pieno perché con gli spot non si va da nessuna parte e questo è un ulteriore spot. Ripeto, anch'io concordo con quanto ha detto già Rita prima, e cioè che stiamo veramente camminandoci verso una brutta strada. E non lo dicono solamente quelli della sinistra o i comunisti, lo dice addirittura la Chiesa. La Chiesa che finora non mi risulta avesse preso posizione su determinati argomenti così forte come in questi ultimi tempi. Adesso lo sta facendo, forse si sta effettivamente rendendo conto che si sta andando verso una deriva razzista e questo non è accettabile in un paese democratico come il nostro. Secondo lei che la Tossidis c'è una deriva razzista? La deriva razzista l'ha creata il governo di centrosinistra accogliendo centinaia di migliaia di disperati. L'immigrazione in Italia arriva da 194 nazioni al mondo ed è chiaro che un'immigrazione così di massa, un'immigrazione che tra l'altro anche dal punto di vista mediatico ha assunto la denominazione di immigrazione selvaggia, basta capire questo aggettivo come la qualifica, ha creato delle sacche di xenofobia perché il cittadino non riesce più a sopportare, a tollerare i soprusi a cui... Quindi però per lei la xenofobia del cittadino non politica? Sicuramente no da quel punto di vista, perché anche il governo Berlusconi da questo punto di vista, concordo con il senatore Giaretta, ha fallito sull'immigrazione, ha fallito perché ha replicato gli stessi errori del centro-sinistra, quindi cercando di ascoltare le sirene del partito, chiamiamolo moderato, non attuando una politica di pugno di ferro nei confronti dell'immigrazione e dando così l'opportunità ai clandestini di poter fare il bello e il cattivo tempo in Italia. Quindi il rischio che si crei veramente un clima di xenofobia è esistente, ma è esistente da parte della popolazione che non riesce più a sopportare l'immigrazione come la possiamo vedere ai giorni nostri nelle nostre città.